che sti sta aiuto a Sispidale Santo Francisco de Nugoro da un elicottero de sos pompierisi, Roberto Usai, su camionista de 43 annos o de 10° anno, vertu Custumanzano a ora de 19 mesi in un incidente in su traballo in Bari. Somminesti stau su cursu dai succhente de che 8 azzudau dai sos pompierisi de Lanusè. A su locus unu superior finza sos carabinieri de stazione de Bari provachere esas indagines e comprendere commente è scapitaus incidente in localidade Sabellecca. Secondo sos primos accertamentos, Roberto Usai viti traballando in un'azienda agricola che in su cambio suo viti garrigande materiale de verru cando su mezzo si cheste portulau scherzando esomine. Sos su cursos sono iscattaor deretto e sti stau pedius intervento deseli su cursu chi caiutu su vertu a Sispidale de Nugoro pro lu curare. Sì che tis'operazione è stata sicura due mezze bindichi mandata da innantir de sos carabinieri desa compagnia de Siniscola, ghiada da su capitano Andrea Senes. Sapunne scusa de prevennere e reprimere sorreatos chi capitano in istiu, quando cominciano a abitravicare turista armedi in sa costa orientale desa Sardigna, dai Calagonone a San Teodoro. Sul risultato non sono mancaoso, in su vine chi da passaus militare desa compagnia de Siniscola hanno denunziato a sa autoridade giudiziaria 8 persone, che hanno ritirato le patentes e posto medas contravvenziones. Si sinzalano due fattos in particolare. Sos carabinieri hanno firmato un giovane che ha armato dei vortiche pro su verru longas a 80 cm vitimpuna de brigare vora di un locale notturno in costa. In un posto de blocco in Bezzese hanno firmato una macchina che in 7 persone in intro, mentre se fitti omologata pro chimbe, uno addirittura si che vita posentau in intro de su cofano. Ponnere esa navetta aerea proposta prosa tratta a Castello Fiumicino vinza senso aeroporto de su capo isusu de sa Sardigna. Estesa richiesta fatta de su gruppo de Forza Italia in Custizio regionale a firma de Marco Tedde, a pustir de sa proposta avanzata sa chi da colada dai assessore regionale a sos trasportos Massimo Deiana, de ponnere una linea diretta intre Fiumicino e s'aeroporto de Elmas, chin batordi chi voloso a Sadie a 20 chimbe euro. Unispesa che si dia deppere a collare esistadu pro azzudare economia sarda in difficoltà proneche desinsularidade. Sa proposta de sa navetta aerea anda bene, si pone te vinasa in sos atteros iscalor de s'isola e non pezzi in Casteddu, cade a tessere un passo in secusu, nata su cussizeri Marco Tedde. Su problema desinsularidade pertoccata totus os sardos e non pezzi soschistana in su capo iosso. No er giustu a pensare chi bisiana sardos de serie A e sardos de serie B. S'insularidade non si vinchete favorinde sunu os atteru capo de s'isula, ma pretendende da esistadu istrumenti e resursas che permittano a tutta la comunità di andare a continente. Sinono, a toccare a pensare che tutti os sardos sono uguali, ma calicuno este plus uguale de sos atteros. Sa contierra dunque serzai a lutta come tocca de vierite a narrere su governo in capitanne quando sa questione a essere esaminata da Matteo Renzi. Cominciata a sivire su Nugoro che a tagliocare in su campionato de Serie D dai su 20 di agosto. Su presidente Michele Artedino, a pustir de dimissione si è presentata a saccabu de su campionato, in polemica che in sa amministrazione passata ha deciso di abbarrare in sa società e di ammaniare una squadra in grado di vacher menzo su de stagione passata, quando ser firmata a un passo dai sosi spareggios pro arziare de categoria. E sti stau confermau Marco Mariotti Romano pro allenatore. S'hanno passato a ghiau su Nugoro in due armamento desi squadra e l'ha fatto giocare partire de primore chi sa primar desa classe. Mariotti e Artedino sono già traballando per allestire una formazione competitiva. Su bonu desorganico a essere rinnovato chi giovanos pro ammaniare una squadra forte fisicamente, azzuda, in grado di punnare a sos primo posto desa classifica. Su Nugoro a cominciare esa preparazione precampionato su 22 de tribulas, daetando Mariotti a un mese de tempo su pro dare anche a sos giocadores e lis imparare sos schemas tatticos. Sa sociedade però si settata s'azzudu de sos tifosos puru chi potene vachere sa differenza in custi stagione due mezze bindichi. Una maratona di 20 partidas pro decretare si squadra campione d'Europa del softball desa categoria cadettas. A vincere è stata la formazione italiana, a postisi de una finale difficile che in sa Repubblica Ceca sa favoria a sa Vigilia.
Mancusi lu pensava tas Italia de arribare prima, hanno partecipato chi in sapunna de vacher bene de resessire mancaria arziaria su podio in palar desar russas e desar boemas, sasi squadras consideradas prur fortese. In bezzese sa formazione allenata da Simona Nava e screschia mano a mano, a pustir desimporda de esordiu proprio che in sa Repubblica Ceca ha vinto chimbe partias in fila a pare, sas ultimas duas a in sar boemas in semifinale e in finale. Commo podete pensare a s'appuntamento olimpico in Tokyo in su 2020, quando baseball e softball hanno poter giocare per una medaglia. Desurestus a federazione ata a manià una squadra under 6 proprio procussu, pro dare un benidore a si squadra nazionale. Ha formato un gruppo di atletas ove si poden innestare mano a mano atera giocadoras pro mantenere su valore quando arziana de categoria. Pro chimbe diese, sa patria de Grasieledde sti stata sa capitale europea de su softball giovanile, promore de impinnu de su Nugoro Softball, sa sociedade guiada da Tottoni Sanna, che ha fatto un traballo umano e de profettu. Sa conferma che in Nugoro puru si poden organizzare manifestazioni internazionali grazie a su traballo compartiu de pubblico e privau, che questos eventos sportivos che narrere finas a economia, camogene dinare e persone, e in questo tempo de crisi no este cosa de pacu contu.